Circoli sportivi, negozi, ristoranti, furti messi a segno senza una logica, ma tutti tra Preganziolo e Mogliano Veneto. Poi il cerchio si è stretto attorno al responsabile e i carabinieri l'hanno individuato. Ora il 29enne di origine brasiliana, già noto alle forze dell'ordine, è denunciato a piede libero. Nel periodo tra aprile e maggio ha messo a segno una serie di colpi in danno di polisportive, soprattutto nel comune di Preganziolo e di Mogliano. Si è arrivati a lui grazie all'esame delle videosorveglianze comunali e private, quindi che avevano ritratto un po' il giovane che si aggirava nelle zone immediatamente prima e dopo aver commesso i colpi. L'uomo, residente a Preganziol, è ritenuto responsabile di numerosi episodi, visti gravi indizi nei suoi confronti, in particolare del furto di un registratore di cassa dalle piscine di Preganziol, capi d'abbigliamento sportivo alla Polisportiva Moglianese, 2 telefoni cellulari alla Polisportiva Terraglio di Mestre, circa 100 euro e alcune bottiglie di liquore nella sede del Mogliano Veneto Rugby, nonché di circa 100 euro dalla Casetta del Latte e dal Circolo Anziani di Preganziol. Inoltre gli sono addebitati una serie di tentati furti, ai danni tra l'altro della farmacia Ventura di Mogliano Veneto e della pizzeria Quelli Giusti di Preganzioli. Abbiamo trovato un po' di abbigliamento sportivo, chiaramente il fondo cassa, quindi alcuni soldi contanti che riguardavano il fondo cassa di queste polisportive, e in più abbiamo addebitato a lui anche 3 tentativi fatti in alcune attività commerciali sempre tra Preganziolo e Mogliano Veneto.